abbiamo ridicolizzato e preso per i fondelli i tifosi delle squadre avversarie che facevano queste cose qui. Queste classifiche qua, che vengono fatte da pagine che seguono il Napoli, da tifosi che seguono il Napoli, per me sono ridicole. Sono ridicole. Perché, ragazzi, come possiamo mai pensare che l'Inter o il Milan, perché ricordiamoci che noi non abbiamo solo l'Inter davanti, abbiamo anche il Milan, quindi noi dovremmo recuperare anche punti sul Milan. È impossibile pensare che in 10 partite noi facciamo 28 punti. Stiamo parlando di una media di più di quasi 3 punti a partita, una media che nessuna squadra ha fatto. Cioè, è impensabile ed è ridicolo. Anche perché quando abbiamo fatto, e lo ripeto perché l'ho fatto nello short ieri, quando lo scudetto che abbiamo vinto con Spalletti contro l'Inter e la Lazio che è arrivata seconda, noi abbiamo ridicolizzato e preso per i fondelli i tifosi delle squadre avversarie che facevano queste cose qui. Ma perché dobbiamo farlo anche noi? Perché dobbiamo abbassarci a questo livello? Perché ci dobbiamo ridicolizzare? Mettiamoci nella testa che, e vi rimetto la classifica per farvi capire, noi abbiamo 11 punti di distacco su 30 disponibili. 11 punti vuol dire che l'Inter in 10 partite dovrebbe perdere 4 e in quelle 4 partite, quindi 4 su 10, l'Inter ne dovrebbe perdere 4 e noi in quelle 4 partite dovremmo vincere. Ok? Vi rendete? E in tutto questo la stessa cosa dovrebbe succedere anche al Milan. Quindi perché ci ha ridicolizzato? Quindi io vi ho messo la classifica, 1 per provocazione, 2 per farvi capire che sono 11 punti di distacco e noi dobbiamo vedere sotto, non sopra. Dobbiamo blindare il 4º posto, il 3º posto e se ci va bene lottare per il 2º posto. Ma quello deve essere l'obiettivo, non vedere l'Inter. Noi dobbiamo vedere il Milan al massimo, non l'Inter. Aperta e chiusa parentesi. Scusate per lo sfogo.